È fissata per il 12 gennaio in tribunale a Vicenza l'udienza per il processo abbreviato a 12 persone accusate di aver fatto il saluto romano il 10 luglio 2022 durante la commemorazione dell'eccidio di Schio. Secondo la procura si è trattato di manifestazioni usuali del disciolto partito fascista con il saluto romano, come è avvenuto nei giorni scorsi nella dunata per la commemorazione di H. Larentia a Roma. La procura vicentina contesta la violazione dell'articolo 5 della legge Scelba. Il difensore dei 12 imputati, l'avvocato Bordoni, invece contrasta questa impostazione, segnalando nelle sue memorie difensive varie pronunce della Cassazione su casi analoghi che, sostiene, non lasciano margini di dubbio sull'insussistenza del reato. Il difensore cita anche una soluzione arrivata proprio a Vicenza, sempre per l'eccidio di Schio nel 2019, e un'altra del Tribunale di Pavia per fatti del 2016. Credo, commenta l'avvocato Bordoni, che si debba considerare ogni vicenda per come si sviluppa e non generalizzare.